Nei giorni scorsi lo hanno evidenziato i quotidiani nazionali, noi torniamo in argomento perché nell'emergenza ci sono altre emergenze. Se il coronavirus ha decretato l'insostituibile e rischioso al limite della vita ruolo svolto dai medici, ha anche posto l'accento su quello operato da giornalisti ed imprese editoriali che hanno permesso che gli italiani e i siciliani sapessero cosa stava accadendo, diffondessero dati e decreti, mettessero in allerta la popolazione sui rischi e i comportamenti da adottare, aiutassero con abnegazione e senza guardare ad orari e rischi la complessa macchina che sta tentando di opporsi ai contagi e al dilagare della morte. Tutto questo in una situazione di crisi di impresa già preesistente al Covid-19 e che ha decimato l'economia delle imprese editoriali che, come noto, vivono di proventi pubblicitari già ridottissimi prima, assolutamente assenti adesso. Un aspetto della catastrofe che inevitabilmente porterà al tracollo di tante imprese editoriali con la conseguente riduzione di spazi di informazione che in particolare a livello locale con l'attività delle stesse viene garantita. Per questo chiedono aiuto e sostegni economici e l'allarme è stato raccolto dai deputati regionali dell'UDC con in testa il suo coordinatore regionale, onorevole Decio Terrana, che hanno scritto al presidente della regione Musumeci dicendo che l'informazione online, cartacea e radiotelevisiva sta subendo una grave crisi a causa del crollo pubblicitario determinato dall'emergenza coronavirus. Le aziende che investono in pubblicità sono state costrette alla serrata e per questa ragione hanno annullato qualsiasi inserzione. Dietro ad ogni testata, anche online, affermano Eleonora Locurto, Margherita La Rocca, Mimmo Turano, Vincenzo Figuccia e Danilo Lo Giudice, deputati dell'UDC all'Assemblea regionale siciliana, ci sono tanti giornalisti e operatori che rischiano il proprio posto di lavoro. Occorre un grande piano pubblico, dicono, di enti, amministrazioni e società per aumentare la pubblicità su tutti i mezzi di informazione in modo da sostenere economicamente le imprese editoriali. Auspichiamo, evidenziano, un intervento in tal senso dei governi regionale e nazionale che attraverso un investimento in pubblicità sostengano l'informazione curata da professionisti che in questo momento assume un ruolo particolarmente importante, stante l'aumento di fake news sul Covid-19 propalate da siti farlocchi. Ci faremo carico, concludono, di un'azione in seno all'Assemblea regionale siciliana che in occasione della legge finanziaria spinga il governo ad aumentare i fondi destinati alla pubblicità istituzionale.